In una conferenza stampa tenutasi stamane a Palazzo Campanella, Reggio Calabria, il vicepresidente regionale Domenico Cersosimo, insieme al caposettore Antonio Zumbo, ha espresso il suo parere contrario al piano organizzativo del ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini, che prevede tagli e provvedimenti didattici nelle scuole italiane colpendo maggiormente le regioni calabresi. Il Mezzogiorno perderà tra i 3.200 e i 3.500 lavoratori tra insegnanti e personale ATA, e questo inciderà notevolmente anche sul piano formativo delle scuole, riducendone la qualità. Cersosimo chiede quindi al governo un rimedio che possa ridurre i tagli previsti e la possibilità di redigere protocolli d'intesa come hanno fatto la Sardegna e la Sicilia. Io non firmerò nessun protocollo bilaterale con la Gelmini, sottolinea il vicepresidente, se il governo non concederà degli ammortizzatori sociali per i lavoratori precari. Intanto le proteste continuano in tutta la Calabria, in modo particolare a Catanzaro e Cosenza, una delle province che pagherà le maggiori conseguenze.